Bentornati a Rugby House, missione compiuta. Rovigo espugna lo Zaffanella e resta in piena corsa per il primo posto in classifica grazie anche alla vittoria del Petrarca Padova contro il Calvisano, un match molto tirato, come lo è stato anche d'altro canto quello di Rovigo contro il Viadana. A parlarne oggi in trasmissione con noi Federico Pavesi. Ciao Federico, benvenuto. Ciao a tutti. È ritornato a trovarci anche Antonio Romeo. Ciao Antonio. Ciao a tutti e buon rugby. Perfetto, non poteva mancare la classica affermazione. Fede, partiamo da te. Vittoria Viadana, molto importante per il morale, molto importante per la classifica. Esatto, molto importante per il morale, sì, perché comunque le partite lì allo Zaffanella sono sempre state molto tirate, perché loro sono una squadra che ti mettono sotto tanta pressione, e anche per il campionato sì, perché grazie al passo falso di Calvisano ci siamo portati a una distanza molto corta da Calvisano. Ecco, Viadana è una squadra molto pesante, molto fisica, lì davanti è stata una bella battaglia. Sì, era uscito sui giornali 2 o 3 giorni prima della partita che Frati elogiava la loro mischia di acciaio, però alla fine mi sa che... Noi siamo inox, esatto. Insomma. Molto inox. Perfetto. Antonio, noi ovviamente abbiamo seguito il match, battaglia come sempre, Viadana che comunque a prescindere da tutto conta tantissimi infortuni e Frati è riuscito a farla giocare comunque a un ottimo livello, ha messo in difficoltà Rovigo, ma Rovigo l'ha portata a termine, cioè quando la partita era da vincere è stata vinta, e questa è una caratteristica delle grandi squadre. E questo esattamente, è proprio il punto probabilmente che consentirà insomma, a questa squadra di puntare in alto. Nel momento di difficoltà, nel momento in cui c'è una grande posta in palio come poteva essere quella dello Zaffanella, perché ricordiamo insomma Viadana giocava e continua a giocare per un posto del playoff, ovviamente Rovigo deve rimanere agganciata alla vetta della classifica, per cui era una partita, diciamo una piccola finalina, se vogliamo chiamarla così, e Rovigo si è fatta trovare pronta, indipendentemente dal fatto che Viadana avesse qualche infortunio di troppo. Purtroppo è una cosa diciamo ciclica, una volta succede una squadra, una volta succede l'altra. In questo caso diciamo Rovigo era un po' più in forma dal punto di vista delle presenze rispetto a Viadana. Bisogna riconoscere a Frati di aver fatto veramente un grandissimo lavoro, di aver preparato molto bene la partita, perché non possiamo dire di no. Viadana secondo me molto ben preparato in difesa, aveva capito bene quali erano i punti di forza, le qualità del Rovigo, e ha lavorato molto sotto questo aspetto proprio per mettere in difficoltà il più possibile Rovigo, che nel momento buono insomma, è riuscito a rimanere unito e a portare a casa il risultato. Tanto Federico, si parlava di mischia, ma 2 bellissime mete a parte del Rovigo, cioè sì. Multifase, capacità di giocare in situazioni di gioco rotto, per cui grande lucidità. Esatto, no, quello che proviamo in settimana è dar ritmo, infatti poi se dà ritmo nascono queste bellissime mete qua. Anche se tu giochi pilone, per cui fai un altro esatto, sport. Io mi spiace dirlo, ma la palla la vedo poco, solo quando la introduce il 9, quindi... Che poi introduce dall'altra parte, esatto. Per cui... ne sento parlare. Ecco, quali sono stati i feedback di questa vittoria? I feedback sono stati più negativi che positivi, perché comunque abbiamo fatto tanti errori, tanti falli, e per un periodo, cioè per un certo periodo della partita sì, abbiamo rischiato, però come hai detto tu prima ne siamo usciti, quindi questa è anche la qualità, una nostra qualità, la qualità delle squadre forti, ecco. E punti positivi comunque sono sempre quelli, cioè comunque quando facciamo gioco, facciamo fasi, alla fine il nostro gioco è nettamente più superiore, ecco. E non da trascurare le fasi di conquista a Tuscia e Mischia. Perfetto. Antonio, secondo te i feedback che possono arrivare, che sono giunti dopo la vittoria dello Zaffanella? Allora, io penso fondamentalmente dal punto di vista, diciamo, prima la cosa negativa, secondo me la disciplina è una cosa sulla quale bisogna assolutamente lavorare, perché da adesso in poi ti proietti verso i playoff e quindi meno falli fai, meno possibilità dai alle squadre contro le quali giocherai di poter segnare punti o comunque di guadagnare terreno per poi metterti in difficoltà. Quindi assolutamente credo sia stato l'aspetto più negativo. Forse la pressione che ci hanno messo sui drive, nel momento in cui abbiamo impostato il drive, l'abbiamo un po' sofferta, nel senso dobbiamo essere un po' più sereni
capire diciamo, la sensibilità del movimento del nostro pack quando subiamo magari un ritorno della spinta, capire dove possiamo andare a rompere per continuare insomma l'avanzamento, o comunque se l'avanzamento non si verifica essere bravi nel ripartire, nel ricostruire, nel riutilizzo di quella palla. Lì forse perdiamo un pochino di quella che poi diventa la velocità di gioco di cui parlava Federico, quindi secondo me è un aspetto non negativo quanto la disciplina, però sicuramente da focalizzare, perché secondo me quando sistemi questa cosa qui veramente fanno fatica a starti dietro. Allora Federico, io analizzo un punto positivo delle vostre riflessioni dicendo che Rovigo ha ampi margini di miglioramento ancora. Certo, noi abbiamo ampissimi margini di miglioramento. Infatti, come ha detto Antonio, lì il drive, la meta tecnica ci è andato, ci è scappato un po' di mano perché comunque vedevamo sempre che saltavano in avanti e lì ci è mancata anche un po' l'organizzazione. Però comunque quella basta lavorarla, per la cattiveria la grinta c'è, quindi era solo una questione di, come si dice, di lettura. Esatto, di lettura, di organizzazione. Sì. Ecco, Antonio, quali saranno secondo te i margini di miglioramento che più facilmente Rovigo potrà avere nelle prossime settimane? Beh, credo, ripartendo da quello di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, assolutamente la fiducia nel sapere di avere non solo una buona mischia ordinata, ma anche un buon drive, quindi è una questione di fiducia tra i giocatori, secondo me quello di capire che la cosa è fattibile e che la superiorità c'è, bisogna solo avere la pazienza e capire quando è il momento di metterlo in atto. Poi per quanto riguarda la meta che abbiamo subito, probabilmente abbiamo fatto una scelta tattica sbagliata, nel senso a volte siamo andati a non difendere un drive magari a metà campo, spostandoci e poi mandando Mauro a rompere, e quello lì magari che era uno da non difendere, e invece abbiamo fatto la lotta e non eravamo convinti, abbiamo subito tutto qui. Però credo che questo è fondamentalmente una delle parti da sistemare. Poi, come diceva Federico, se c'hai Chillon che mette ritmo, che arriva bene sui palloni con il timing giusto, e i giocatori insomma si fanno trovare pronti prima dell'utilizzo, insomma possiamo fare seri danni, ecco. E possiamo divertirci. Allora, chiudiamo la parentesi viadana andando a vedere gli highlights della vittoria della Femice Z Rugby Rovigo Delta allo Zaffanello, poi rientriamo parlando di Lazio e non solo. Benvenuti allo stadio Zaffanello di Viadana, 13° turno tra Rugby Viadana e Femice Z Rugby Rovigo Delta. Trasferta insidiosa per i bersaglieri di Rovigo che cercano di mantenere il secondo posto, magari nell'ottica di rosicchiare qualche punticino calvisano impegnato col Petrarca a Padova. Portato avanti Chillon, Bene Rovigo. Mantelli, seconda linea per Giovanni Kerk, messo giù da Cheto Silva, pallone comunque buono. Majstorovic in qualche maniera riesce a riutilizzare per Cioffi, corsa orizzontale e buon buco di Cioffi che fa strada, lesto come sempre, il fiuto per il buco e per il break, il numero 11 rosso-blu. Si ritorna con Edo Lubian che va a incornare i difensori del Viadana, possibilità di assorbire la difesa giallo-nera per poi sfruttare al largo da parte di Rovigo. Sì, De Marchi, bravo a tenerla, restare in piedi per Chillon, Mantelli dentro per Odiete, Letta da Chiappini, si guardano in faccia, ancora lì pick and go di Matteo Ferro, potrebbe cambiare il senso Chillon, così è con Brugnara che va a sfidare Denti. Buono, insieme Brugnara. A Silva, bravissimo il pilone sinistro rosso-blu. Mantelli, Giovanni Kerk, Majstorovic, la meta di Denis Majstorovic quando siamo giunti al 12° per il secondo centro rosso-blu. Vediamo se Leo Mantelli va a convertire la meta, nulla da fare, potrebbe accorciare le distanze. Parte Biondelli, posizione centrale sulle bandierine, 5-3 in maniera disinteressata, chiamiamolo così, la propria corsa. Situazione di kicking game, Chillon in avanti per Chillon, stavolta la sfida al piede la vince Viadana, ma Viadana che gioca con O'Keefe, attenzione, l'ala irlandese va a trovare un angolo di corsa perfetto e se ne va in bandierina. Qui Rovigo ha dormito dopo questo in avanti. Lalo Biondelli, conversione non semplice ma non per lui, in realtà è corta. De Marchi con lo shift di Ferro, scusate,
Sì, è proprio Matteo Ferro che si muove per andare a sollevare il proprio compagno di classe sin dalla prima elementare. Vantaggio Rovigo. La muove Alberto Chillon, va a attaccare con Giovannicher, che immediatamente la coppia Menon-Pavan al largo. Odiete cerca di uscire dall'area di placcaggio di O'Keefe. In realtà riescono i giocatori viadanesi a mettere giù l'estremo rossoblu, ancora dentro l'altezza per Edo Lubian, chiude la spalla e prova a trovare una breccia, non ci riesce Pavesi, problema nella gestione dell'ovale. Parte l'apertura rossoblu, infila l'H, 8 pari lo Zaffanella al 34esimo, il Petrarca ne ha 46, Rovigo 47, capolista Calvisano con 53, ricordavamo però la partita Petrarca-Calvisano di grandi contenuti e interesse. E qui il drive viadanese che fa strada, entra nei 22, Rovigo in qualche maniera deve cercare di fermare l'avanzamento viadanese, ma non ce la fa, non riescono a fermare un carrettino di 25 metri e c'è la meta di Viadana. Questa è una meta pesantissima. Stare aggrappato al match e portare a casa una partita che potrebbe essere interessante. Va a contestare stavolta su Parker, Rovigo la gioca, Giovannicher, punta Pavana, Bob Menona, prova a cacciare, pallone perso per Rovigo, ma c'hanno le mani il rack. Sono stato zitto, non perché non volevo dirlo, aspettavo che entrasse poi. 5 minuti e mezzo al termine del match, Viadana avanti di 4 su Rovigo. Il piede di Biondelli, un up and under, Parker, non riusciamo a tenere questo vale, il primo a farlo è il giocatore di Viadana, meno male che poi ci pensa Cioffi, che finta lo scarico, adesso arriva, muoviamo le gambe con Barione al largo, vediamo Guido cosa riesce a fare, la corsa di Barione, un buon sostegno di Denis Majstorovic, prova lui, cerca un sostegno anche il numero 13 rossoblu, Rovigo cerca il ritmo con Riccardo Brugnara dentro i 22, risaliamo la china in maniera veloce, cerchiamo di mettere in difficoltà i giocatori del Viadana, seconda linea d'attacco con Van Niekerk, fuori per Massimo Cioffi, c'è un mismatch, prova a rientrare Massimo Cioffi, resta in piedi, prova lui alla collisione, positivissima l'azione di Cioffi in questo caso, non si è visto molto, Matteo Ferro, pick and go, meta! Meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, grande meta dei rossoblu. Che poi manda a Barion, bellissimo poi l'arrivo di Majstorovic con quel no look che lo manda poi sulla fascia. 48esimo. Sono entrati nei 22. Sì. Manberg non è più sugli appoggi, quindi toglie le mani. Attenzione, Viadana, Biondelli, Menone, piede perno, ottima. Qua va messo giù. Qua però c'è Edo Lubian con le mani sul pallone. Vediamo cosa decide Liperini. C'è turnover, bravo Edo. E adesso questa dobbiamo cacciarla fuori. Questa la bucatela, nascondetela, sgonfiatela. Rovigo che deve mandare fuori questo vale. Calcia fuori David Odiete. Rovigo espugna lo Zaffanella per 18-15. E questa è stata veramente una partita dai 1000 volti, vinta con gli attributi. Dopo la parentesi di Viadana è ovvio che non bisogna sprecare quanto costruito la Zaffanella nella trasferta di Roma con la Lazio. Voi partirete domani, venerdì, no? Sì, venerdì dopo il team run, piccola pausa pranzo, poi alle 2:15 partiamo, Bus quindi stavolta, Corriere. Bus, Notte Roma e poi si torna dopo la partita. Esatto, sì. Tu preferisci treno o Corriere, che è una cosa... Ma io non preferisco, preferisco il bus, Sì? Sì. Alla fine sei più tranquillo, magari in treno sei con altre persone, invece lì sei con c'è solo la squadra di qua di là, quindi c'è un po' di privacy. Ecco. E tu come vivi il viaggio? Cuffie, dormi, parli, giochi a sì, carte? io cuffie, dormo, sono un po', quando faccio i viaggi lunghi vado un po' in letargo, non ho voglia di stare lì a parlare, cuffie, film, e mi chiudo nel mio mondo. Ecco, perfetto. E riguardo alla partita è ovvio che sulla carta dovrebbero arrivare 5 punti. Sì, sulla carta come sono con quelle squadre lì, sì, 5 punti sono tipo già da pronostico. Però voglio ricordare che l'anno scorso siamo arrivati lì, dopo un buon primo tempo, poi abbiamo rischiato di perdere la partita agli ultimi 20 minuti del secondo tempo. E quindi sono squadre da non sottovalutare, ecco, perché la Lazio più che altro non ha una grande struttura di gioco, ma gioca tutto, cioè loro sono molto bravi tipo a giocare le situazioni di frattura, quindi dovremmo mettere molta attenzione su quelle fasi di gioco là. Ecco, Antonio, Federico parlava delle qualità della Lazio, qualità che abbiamo visto anche all'andata, qualità che proprio hanno i giocatori di Montella di saper approfittare di qualsiasi situazione per portare punti ovviamente al loro team e
Anche l'anno scorso effettivamente abbiamo sofferto. Hanno certamente un reparto di tre quarti dove hanno molte gambe, cioè non sono velocissimi, però sono tutti giocatori molto esperti e molto bravi l'uno contro uno, quindi come diceva prima Federico, nelle situazioni di gioco rotto, nella situazione della parità numerica. Tanti giocatori 7 tra l'altro. Esatto, infatti volevo arrivare lì, proprio perché poi sappiamo avere queste qualità, proprio perché tanti di loro sono nel Giro 6, hai anticipato. Scusa, non volevo. Di fatto siamo messi che... il maglione dello stesso colore, ma non siamo in abbinata. No, assolutamente. Per cui probabilmente questo li rende effettivamente performanti, proprio perché hanno questa esperienza 7, poi comunque Antel è uno che gioca molto, i fratelli Buona Volontà, insomma hanno un buon reparto di tre quarti, probabilmente non sono enormi davanti dal punto di vista proprio della fisicità, quindi a lungo andare nella partita li logori e poi è chiaro che prendi il sopravvento, però è una squadra che gioca tutto, la maggior parte dei palloni che tu gli calci loro li riportano correndo, quindi ci sarà poco kicking game, dipende ovviamente dalle situazioni atmosferiche che ci saranno a Roma, però magari poco gioco al piede e sicuramente bisogna stare attenti nel gioco al piede del Rovigo, perché la Lazio ne riporta parecchi palloni correndo, insomma, quindi lì bisogna stare bravi, bisogna essere attenti, bisogna essere bravi. L'accuratezza del gioco al piede sarà fondamentale perché, come dicevi tu, loro possono ripartire, hanno queste capacità di muovere e gestire l'ovale. Federico, Lazio e subito dopo Mogliano in casa. Sulla carta, in questo percorso che porterà la squadra rossoblù fino al termine della regular season, insomma 2 vittorie dovrebbero arrivare e poi abbiamo gli scontri diretti praticamente con Calvisano e Petrarca. Quindi... No, questo periodo secondo me è molto importante perché oltre ci offre tipo delle partite tra virgolette alla buona portata, cioè per fare 5 punti, e poi secondo me servono anche per arrivare pronti per gli scontri diretti, come hai detto tu, Calvisano, e poi dopo mi dice abbiamo Padova. Quindi è un bel gran periodo perché comunque siamo anche a fine stagione, quindi dobbiamo giocare tutte le cartucce che abbiamo. Sì. Sì, adesso si inizia a tirare un po' la volata, no? Come si suol dire, Sì. 7 partite, Sì. Alla fine 4 in regular season, le 2 con Lazio Mogliano, Calvisano Petrarca, le 2 semifinali e la finale. Insomma, no? Esatto. Antonio, non ha messo in dubbio il discorso finale, Federico, è andato dritto. Sì, non l'ho messo in dubbio perché non è che credo che ci arriviamo, noi ci arriviamo, quindi non metto né se né ma. Ok, Federico, una saggezza montana che noi ovviamente appoggiamo e di cui insomma ci fidiamo ciecamente. Antonio, come puoi non fidarti di Federico? No, è impossibile, è stato di una schiettezza, di una sicurezza in quello che ha detto, toccante, diciamo, veramente. No, a me, ti ripeto, indipendentemente da quello che sarà l'esito del campionato, quello che ha detto lui mi ha impressionato tantissimo, perché vuol dire che dentro questi giocatori hanno la consapevolezza di quello che possono fare e quindi hanno l'obiettivo e dentro di loro sviluppano le idee e le mettono ovviamente a servizio della squadra, quindi la determinazione delle parole di Federico sono sicuramente poi seguite dai fatti, quindi auguriamo che tutto questo vada assolutamente in porto. Ecco, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere i rumors che arrivano dagli altri campi d'eccellenza, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House, questo Rugby House pre-Lazio. Si torna finalmente in campo dopo la sosta per il Sei Nazioni e per il Trofeo Eccellenza, e alla Lazio il difficile compito di ritrovare la vittoria dopo la pessima prestazione dell'ultima giornata contro il San Donà, che ha costretto i romani ad una sconfitta pesantissima con 51 punti subiti. La partita però non è delle più facili, perché a Roma all'Acqua Cetosa arriva il Rovigo, un Rovigo affamato di vittorie, anche perché gli scontri diretti della giornata potrebbero portare proprio la squadra veneta in vetta alla classifica e potrebbe quindi per la prima volta superare Calvisano in classifica. Per Montella non dovrebbero esserci grossi problemi di formazione, potrebbe mettere in campo quindi la squadra più competitiva possibile. Vediamo se, come sempre, il pubblico riuscirà a accompagnare la squadra biancazzurra verso un risultato importantissimo.
Riparte il campionato, riparte la corsa ai playoff, ripartono i sogni del San Donà e le aspettative del Mogliano. Riparte tutto proprio da lì, dal derby in casa dei trevigiani tra la squadra più in forma del momento, la Lafert fresca trionfatrice del trofeo eccellenza, e quella che altro non ha da chiedere alla stagione se non di evitare l'onta dell'ultimo posto, con i 5 turni che mancano alla fine della regular season a fissare un orizzonte drammaticamente vicino pur se privo dell'incubo retrocessione. Poco o nulla di queste valutazioni delicate importerà però sabato pomeriggio al 15 di Zain Ansel, che proprio al Quaggia non ha alternativa alla vittoria con bonus per conservare il quarto posto conquistato nell'ultimo turno. Dopo Mogliano infatti la Lafert è attesa al trittico della morte, che comincerà il 17 marzo in casa contro Calvisano, proseguirà il weekend successivo a Padova e si chiuderà nuovamente al Pacifici con le Fiamme Oro prima della chiusura stagionale con la Conad Reggio alla 18ª. Il campionato passa tutto per quelle 3 partite nel mezzo. Il margine di 2 punti su Viadana e di 3 sulle Fiamme Oro è ora prezioso, ma certamente non sufficiente, assegnando d'ufficio ad ogni match il titolo di finale anticipata. Poco male si dirà, una finale, quella del trofeo eccellenza proprio contro il team della Polizia di Stato. San Donà se l'è portata a casa con maturità e cinismo da grande squadra giusto una decina di giorni fa, con gli 80 minuti giocati al Battaglini ancora freschi nella memoria di spettatori ed avversari per la superiorità dimostrata in ogni fase di gioco. Dovrà ripartire da quel mix di cuore, gambe e cervello la squadra biancoceleste, alzando ad ogni turno l'asticella del proprio livello per dare continuità ad una stagione fin qui in linea con le ambizioni estive, malgrado i punti lasciati malamente per strada in qualche occasione. Mogliano dovrà per parte sua rispondere con la forza di un attaccamento alla maglia e un ambiente da anni abituato a ben altri scenari. Staff e gruppo viaggiano in sintonia dopo la bufera prenatalizia che ha privato la rosa di alcuni dei suoi migliori giocatori, e mentre la dirigenza sta tentando di prevedere l'assetto da dare al futuro societario, in campo la vittoria manca ormai da un anno quasi esatto, un dato durissimo da digerire ed un tarlo che certamente sta macinando nella testa dei giocatori. Deve passare la nottata, ormai questo è il mantra della stagione moglianese, ma il derby è sempre un derby e sabato la Lafert dovrà comunque fare attenzione a maneggiare con cura una materia per sua natura instabile come l'orgoglio ferito. Ci eravamo lasciati con la vittoria thrilling del Petrarca sul Calvisano, che ha rimesso tutto in discussione per quanto riguarda le posizioni di vertice. A 3 settimane di distanza dal successo chiave contro la capolista, i tuttoneri di Padova si preparano ad affrontare uno dei rivali più storici. Sabato al centro Geremia arrivano le Fiamme Oro, reduci dalla sconfitta casalinga patita con il Conad Reggio. Uno stop di campionato tanto inaspettato quanto problematico per la squadra allenata da Guidi, scivolata al 6° posto a 3 punti dalla 4ª posizione occupata dal San Donà. E proprio con i veneziani le Fiamme hanno perso la finale del trofeo eccellenza, giusto la settimana scorsa, in un match mai in discussione. Se dunque, da una parte, i padroni di casa del Petrarca sono obbligati a vincere per rincorrere la vetta, distante appena 4 punti, gli ospiti romani dovrebbero avere motivazioni all'ennesima potenza, per riscattare le ultime delusioni e rimettersi in corsa verso i play-off. A 7 turni dalla conclusione della stagione regolare, espugnare la guizza potrebbe essere un trampolino di lancio ineguagliabile. Pronostico comunque dalla parte del 15 tutto nero, allenato da Marcato e Allori, forte di 15 punti di vantaggio in classifica, del risultato dell'andata e del fattore campo. Rispetto alle restanti partite della 14ª giornata di eccellenza, Petrarca Fiamme Oro inizierà mezz'ora dopo, alle 15:30, agli ordini dell'arbitro Liperini di Livorno. Tra l'altro, seguendo i contributi dei nostri collaboratori in giro per l'Italia, emergono 2 match molto importanti in chiave playoff e primato: Petrarca Fiamme e Calvisano Viadana. Insomma, esatto. Una bella giornata. Sì, una bella giornata che noi abbiamo avuto fortuna di aver avuto Fiamme e Viadana prima, molto prima di affrontare Calvisano e Padova, quindi ce ne siamo tolti, tra virgolette. E sono comunque degli scontri molto belli perché insomma ci riserveranno delle sorprese, ecco. Ah, quindi tu Antonio sei convinto, è lo stesso punto di vista di Federico, ci saranno delle sorprese secondo te? Beh, credo che per quanto riguarda le griglie playoff, Fiamme e Petrarca diventi un crocevia fondamentale per, scusami, Petrarca e Fiamme, diventi un crocevia fondamentale per le Fiamme Oro perché avendo subito quella sconfitta con Reggio, certo. Con Reggio che non ci stava, adesso si trova a dover giocare partite difficili con dirette concorrenti, quindi tra l'altro fuori casa una Padova, mi sembra San Donà,
Sì. per cui diventa effettivamente un problema e pare vada anche a Viadana, se non sbaglio. Questo non mi ricordo, sì. Per cui secondo me sorprese ce ne saranno, nel senso quella diventa veramente una grande finale come possibilità di giocarsi i playoff. Chiaro che il Petrarca è abbastanza ancorato, il quarto posto diventa una gara a 3, però le Fiamme, secondo me, delle 3 concorrenti, Sandonà, Fiamme appunto e Viadana, è quella che ce l'ha veramente più dura. Sì, insomma, Fede, le Fiamme solo con noi si esaltano, poi con gli altri prendono 30 punti con Petrarca in casa e tante con Calvisano. Noi... Sempre e solo con noi che ce la fanno pagare, ce la danno davvero cara la pelle. Sì. Sti poliziotti, Esatto. Sei dato ne uno a fianco, per cui infatti poliziotti l'hai detto tu, quindi io... Allora, Federico Pavesi, seconda stagione a Rovigo. Esatto, sì. Finalmente Rugby House, un primo anno di inserimento, quest'anno ti stai togliendo qualche soddisfazione in più. Sì, mi sto togliendo qualche soddisfazione, come hai detto, e secondo me l'anno scorso è servito appunto per integrarmi, per, tra virgolette, far da gavetta, perché comunque insomma, è importante anche magari per i giocatori giovani di qua e di là, passare tra virgolette un anno un po' tra virgolette brutto, da inserirsi di qua e di là, quindi sono contento di quello che ho passato. Ecco. C'è stato qualche passaggio difficile l'anno scorso in cui hai pensato forse non è stata la scelta giusta? C'è stato, immagino? No, non c'è stato, perché comunque io sono uno che anche se non c'è una situazione rosea a favore, io sono uno che lavora, cioè non è che mi guardo tanto intorno, io guardo più a me stesso in quelle situazioni lì, quindi muso duro e muso giù e lavorare. Muso duro e beretta. Ecco, questa era la traslazione dal Verbania. Scusate, è vero. Era il muso duro e beretta fracà, era diciamo la traslazione dell'Alto del detto, Lombardo. Esatto, dalla Verbania all'Arrodigino. Ecco, Antonio, Federico è stato provato anche a sinistra l'anno scorso, quest'anno ha preso un po' più stabilmente quello che è lo slot di destra. Come l'hai visto? Come hai visto la sua crescita anche a livello tecnico? Ma secondo me non è stato proprio come ha detto lui, nel senso un anno nel quale ha dovuto inserirsi. È normale che ti approcci a un livello come quello dell'eccellenza, magari provenendo dalla Serie A o comunque da un circuito accademico dove hai un determinato tipo di preparazione, le partite hanno un determinato ritmo, per cui io non la vedo proprio come l'ha vissuta lui. È normale che devi entrare con quel ritmo, perché sicuramente hai delle buone qualità nelle fasi statiche, è chiaro che devi migliorare nel gioco dinamico o viceversa, insomma dipende, è chiaro, non stiamo parlando nel suo caso specifico, però era per dire non è proprio un anno di inserimento, è chiaro che devi capire i meccanismi, ti devi un po' abituare, però è di ragazzi così di cui tu hai bisogno, insomma positivi, che non si scoraggiano davanti a una difficoltà o al fatto di magari di non giocare delle partite, ma come ha detto lui io continuo a lavorare perché so dove voglio arrivare, quindi magari ci metto un metro in più degli altri, ma intanto arrivo e poi quel metro lì lo farò diventare 50 centimetri e poi non ci sarà più, quindi per me è positivo l'atteggiamento, molto positivo. Federico, tu anche come estrazione culturale, zona in cui sei cresciuto, che ti segna, perché comunque fa parte della cultura, no? Esatto. Poche parole, via andare e lavorare. Sì. Ecco, esatto. Rovigo è un po' una piazza, non dico di perdizione per carità, però tentatrice potrebbe esserlo. Sì, hai molti svaghi, ecco. Che se ne dica che è la città più noiosa in Italia. No, hai molti svaghi e secondo me anche per un giocatore, tra virgolette, è importante perché magari... Certo, sei abituato a Remedello, capisco che... Esatto, no, io di posti tristi ne ho visti, quindi devo essere sicuro che Rovigo è tutt'altro, anzi veramente troppo felice, no. E certo che è una piazza dove hai molte tentazioni, come hai detto tu, però comunque sta il giocatore a gestirle, quindi... è colpa di Rovigo se ce li ha. No, certo. E, prima facciamo menzione con Antonio del discorso sinistro-destra. L'hai vista come una sorta di esperimento o qualcosa che dici,
non sarebbe male anche in futuro. No, io comunque anche tipo negli anni in accademia facevo sia uno che l'altro, però poi mi sono concentrato più sul pilone destro e comunque sinceramente quando mi hanno detto guarda Federico tu devi giocare a sinistro perché di qua e di là, ho detto sì va bene, non ho problemi. Andiamo, facciamo. Sì, esatto. Senti, tu arrivi da Verbania praticamente, Esatto, no? sì. Profondo nord. Come? Altissimo nord, non profondo, altissimo. Altissimo nord, una piazza storica per il rugby. No. Storica lo diventerà con te. Esatto, Ok, esatto. perfetto. Esatto, sì. E come hai cominciato? Perché è interessante capire. No, beh, io mi sono avvicinato al rugby tramite un cliente di mio padre. Che salutiamo. Esatto, che salutiamo. Perché Eugenio è attivissimo sui social, io penso che fra un po' si trasferirà anche qua. Esatto, anzi lui vorrebbe, mi dico no papi stai a casa perché qua sennò combini troppi casini. No niente, mi sono avvicinato al rugby tramite un suo cliente che poi si è rivelato allenatore della squadra di Verbania e pian piano ho mosso i miei primi passi lì a Verbania e poi ho preso il via accademia eccetera eccetera. Tra l'altro prima di fare rugby facevi judo? Esatto, ho fatto judo per un paio, 2 o 3 anni. Poi quando il mio maestro magari sbagliava così e mi picchiava, io ridevo e i miei mi fanno, guarda mi sa Federico che... Hai sbagliato. Esatto. Non è educativo. Ecco, io volevo fare un bel discorso sul judo dicendo che sono partite le iscrizioni a Rovigo Rugby Camp, il primo camp fatto con i bersaglieri, per cui i giovani bersaglieri con i ragazzi della prima squadra, con tutto lo staff e tutti gli staff tecnici insieme, insomma un concetto di legacy per unire tutti i livelli della passione rossoblù a Rovigo dal 25 al 29 giugno e oltre al rugby ovviamente ci saranno judo che è un'attività propedeutica anche per il contatto, per tutto il resto, ci sarà l'atletica, ci sarà la box, altra nobile arte sportiva, ci sarà un pomeriggio in piscina per star bene, ci saranno dei giochi particolari, ci saranno anche, oltre ovviamente ai saluti, una barbecue con cui termineremo insieme alla famiglia e le famiglie di tutti i ragazzi, anche chi si vuole unire, insomma questa settimana trascorsa insieme dagli 8 agli 88 più o meno come il puzzle Ravensburg, la riproponiamo anche al Battaglini. 25-29 giugno trovate tutte le informazioni su rugbyrovigodelta.it. Poi la prossima settimana vi dico un'altra cosa, l'aveva anticipata Massimo Chiarelli a novembre, si parlava di una chicca a livello di organizzazione, di comunicazione, di eventi, la comunichiamo la prossima settimana. Intanto fissiamo il camp e poi ci ragioniamo. Antonio, è sempre bello vedere questi ragazzi che crescono all'interno del tuo club, sentono anche proprio, speriamo, ma non dubitiamo che insomma, Federico da 1 anno e mezzo, questi due che è qua, si senta molto legato a Rovigo, anche diciamo, visto il percorso che ha avuto Samuele Ortis che sta partendo insomma, per altri lidi, cosa poter augurare a questi ragazzi? Di fare la fine di Ortis a questo punto, nel senso di avere la possibilità di valorizzarsi a Rovigo il più possibile, di essere di grande aiuto per Rovigo il più possibile ovviamente e di conseguenza purtroppo il rovescio della medaglia sarà tanto vai bene, tanto ti metteranno gli occhi addosso, quindi bene per Rovigo scoprire dei talenti, farli crescere, purtroppo poi bisogna lasciarli andare perché è giusto così. Allora Federico, come tu forse saprai e credo di sì, quando noi pubblichiamo l'ospite della trasmissione i tifosi, e non solo, si scatenano sui social, su Facebook, nello specifico nel farti delle domande. E un primo tifoso, probabilmente è un caso di omonimia, si chiama Matteo Ferro, dice: potresti consigliare un ristorante vegano? So che sei appassionato di cucina vegana e mangi solo vegano, quindi potresti darmi un consiglio utile? Allora, prima di rispondere a questa domanda vorrei chiedervi magari di mettere nell'annuncio delle domande serie e non... e non così, insomma. Esatto. Ok, allora, a proposito di domande serie, un altro caso di omonimia, Giuseppe Boggiani, vorrei gentilmente sapere se nonostante la mia assenza stai controllando la tua assunzione di dolci. Io rispondo a Boggia perché mi sa che si chiama anche lui Boggia di soprannome. Boggia, guarda, a me i dolci non piacciono, quindi come puoi vedere io non ne mangio. Quindi stai sereno che a me non piacciono. Quindi Giuseppe è tutto a posto, quello che non mangia Federico e mangiamo io e Antonio ben volentieri. Un altro caso di emonimia, Perry e basta. Preferiresti combattere contro 10 cavalli di dimensione maiale
o contro 10 maiali di dimensioni di cavallo. L'aveva già fatta questa qua Perry tanto tempo fa. Ogni tanto la tira fuori, si vede che gli suona bene. Questa l'ha passata a un mio grandissimo amico, nonché ex giocatore di qua a Rovigo, Ross McCann. Grande Rosco. Che gli piaceva fare quelle domandine stupide, quindi... Sempre per dire quanto sono interessanti Esatto. le domande che fanno. C'è un certo Claudio, e qui pongo qualche dubbio sulla profondità della domanda, e dice: potresti dirci come procede la costruzione della casetta per il cane di Giuseppe Boggiani? Costruzione, perché io sono diplomato in geometra, quindi ridiamo e scherziamo su un po' sui nostri titoli di studio, ecco. Quindi Claudio, stai sereno che la casa per Boggia è pronta. Ma la stai costruendo veramente? Non la sto costruendo, ma la progetto. sto progettando, tutta qua. Ah, è tutta lì, e quando un pilone dice tutta qui, stiamo in una botte di ferro più che di legno. Allora, poi c'è, questa secondo me è una domanda interessante, la fa un signor Eugenio Pavesi Senior, insomma, abbiamo menzionato prima, Esatto, dice: sì. in un ipotetico cambiamento di ruolo, mettiamo seconda linea, vedresti possibile una riduzione di alimentazione al fine di ottenere un peso forma più consono con il ruolo? Ma guarda, padre, ti rispondo così che io non smetto di mangiare, così vado a fare il 9 o il 10 e la chiudiamo qua, perché o mangiare poco o meglio che smetto di mangiare, basta. O tutto o niente? Esatto, o tutto o niente, sì. Però ce l'hanno sta fissa del cibo con te, se sei appassionato? Sono molto appassionato, sì, non si vede. Infatti, Dietro o davanti ai fornelli? Entrambi. Ah, ti piace cucinare? Sì, esatto, mi piace cucinare, soprattutto assaggiare, quindi davanti ai fornelli, giustamente, esatto. e verdure di ogni tipo, immagino. Verdure sì, diciamo che siccome fanno molto male cerco di limitare a mangiarle, ecco, sì. Cioè, verdure limitate, dolci in abbondanza. Sì, esatto, sì, perché i dolci fanno meglio, quindi... Insomma, tutti i consigli educativi per la vostra dieta a casa, per i vostri figli. Portate i vostri figli a giocare a rugby al Rugby Camp dal 25 al 29 giugno 2018. Allora, abbiamo chiuso sorridendo questa puntata. Io ringrazio Federico per essere stato con noi. Grazie a voi. Antonio, come sempre, grazie mille. Grazie alla prossima. E l'appuntamento è per ovviamente fra 2 giorni a Giuliano Esti di Roma a tifare Rovigo contro la Lazio, mentre domenica 18 rientrerà la squadra a Rovigo per l'impegno casalingo contro Mogliano. Permettetemi di chiudere così questa puntata ricordando una persona con il quale sono partito nel 2007 col progetto Rugby House, regista di Rugby House Alberto Marelli, che è scomparso ieri notte, e insomma a cui va la puntata, il nostro pensiero, il nostro affetto. Ciao Alberto, buonanotte.